Testimoni del bene in tempo di pandemia. Sono medici e docenti i protagonisti della 46esima edizione del Premio Nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova. La cerimonia conclusiva di premiazione prevista il 22 novembre scorso era stata rinviata a causa della seconda ondata di Covid. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio, visto il ritorno del Veneto in zona gialla, ha deciso di fissare la nuova data per domenica 14 febbraio in occasione della seconda festa antoniana più importante, quella della lingua, che ricorda il ritrovamento della famosa reliquia durante una ricognizione delle spoglie del santo nel 1263. La cerimonia si svolgerà al termine della messa solenne delle 11, presieduta dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin, e sarà trasmessa in diretta da Rete Veneta sul canale 18 del Digitale Terrestre e in streaming sui nostri siti web e pagine social. Porteremo le immagini e le emozioni della giornata all'interno delle vostre case. I riconoscimenti verranno consegnati ai testimoni del bene dei luoghi della pandemia. Si tratta dei medici Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato e Luca Sostini, che a febbraio 2020 si sono recati a Vo Zona Rossa per sostituire i medici di medicina generale durante la fase iniziale della pandemia. Don Fabio Stevanazzi, il sacerdote medico che a metà marzo ha dismesso temporaneamente i paramenti per ritornare in prima linea e rispondere all'emergenza Covid-19. Il professor Ferdinando Bonessio, che a Roma ha utilizzato la propria auto per permettere ad un alunno in difficoltà di sostenere l'esame di terza media. Alla cerimonia saranno presenti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini e l'assessore alla scuola di Padova Cristina Piva.